Buongiorno. Un buongiorno che in realtà non arriva in un giorno così buono. Il dirigente dell'Istituto Comprensivo e il sindaco di Romano De Zelino hanno infatti incontrato gli studenti classe per classe dopo il fattaccio della notte tra sabato e domenica, quando sono stati compiuti nel cortile interno della scuola Montegrappa pesantissimi atti vandalici ai danni delle strutture in dotazione alla scuola. Bidoni delle immondizie rovesciati, contenuto sparso nel piazzale, paletti che delimitano le rastrelliere distrutti, i sostegni dei paglioni per il tiro con l'arco sradicati dal terreno e gettati contro un ingresso laterale e la porta di vetro colpita pure con una sassata. Una doccia fredda per la scuola e per la comunità. Secondo il dirigente non si tratterebbe di studenti delle medie. Gli elementi sono tali da farci pensare che debbano essere stati più ragazzi anche di una certa forza fisica proprio per la natura dell'azione che è stata fatta. Adesso i carabinieri in mattinata hanno fatto un sopralluogo, voi però proprio questa mattina siete andati nelle singole classi per cercare di far riflettere i ragazzi. Sì, l'idea è da parte della scuola di compiere sempre un'azione educativa. Il sindaco Montorin, dal suo canto, ha usato parole molto dure sui social, condannando questi episodi, invitando gli autori dell'insano gesto a consegnarsi spontaneamente. In questo caso serve un atto di responsabilità. Quello che ho chiesto con il post è l'autodenunciarsi, il venire a colloquio dal sottoscritto, dal dirigente scolastico o dai carabinieri e in via autonoma dire che cosa si è fatto. Il sindaco ricorda che il danneggiamento di cosa pubblica figura come reato penale. Nel caso in cui qualche genitore volesse coprire il proprio figlio, sappia che sta facendo l'esatto contrario, sta facendo la cosa più sbagliata che possa fare, cioè nascondere quello che è un comportamento che sicuramente non porterà a nulla di buono in futuro. In giornata il sindaco e il dirigente scolastico hanno inviato una mail a tutte le scuole del comune perché si avvii un lavoro di sensibilizzazione dei giovani alla cultura del rispetto. E il primo passo l'hanno fatto i bambini della quinta elementare di Fellette, che hanno molto da insegnare ai più grandi. Riflettete, no al vandalismo, sì al rispetto.